sciolti e sono diventati liquidi, che è questa sostanza che ha preso il nostro mezzo. C'è solamente un piccolo corso da fare che insegna questo lavoro, però sono ben in pochi quello che lo fanno, perché insegnano la cosa teorica, il nonno e lo zio. Sapete che sono più di 1000 anni che lavoriamo il vetro qui a Murano. Hanno cominciato a lavorare il vetro nell'anno 800 a Venezia. Però c'erano due problemi. Uno, Venezia è fatta in legno, quindi se bruciava una fabbrica poteva bruciare tutta la città. Questi sono i manici. Vedete che questo liquido ha la consistenza del caramello o del miele, ha però la stessa temperatura della lava di un vulcano. Man mano che passa la temperatura, che passa il vetro incomincia a raffreddarsi, quindi a solidificarsi e incominciamo a vedere il colore finale, in questo caso oggi è un trasparente. Allora, controlliamo la temperatura di questa. Come possiamo vedere, ancora incandescente, ancora a 500 gradi. Cosa succederà? Ahimè, questo vasetto raffredderà in maniera troppo veloce e per lo spazio di temperatura il vetro si crea si rompe nel giro di pochi minuti. Quando facciamo una vera produzione lo dobbiamo raffreddare all'interno di queste tempere, quindi le finestrelle. Il giorno dopo li possiamo toccare. Adesso il maestro ci plasmerà un cavallino in un minuto.